Buongiorno a tutti quanti. Penso che se riesco questa sarà l'ultima trasmissione che faccio, perché insomma adesso veramente voglio che la gente si liberi e vada fuori, perché insomma siamo stanchi di stare a casa, di continuare a sentire le ordinanze, mascherine, questo posso andare, da qua non ti mando il drone. Cioè, secondo me sta cosa sta prendendo veramente un aspetto kafkiano e ridicolo, lo dico veramente fuori dai denti. Cioè, io ho cercato tutti i modi di resistere, però comincio veramente a essere stanco di questa roba qua. Adesso è arrivata un'altra ordinanza, continuiamo, adesso spiegherò anche questa ordinanza, però insomma ieri abbiamo sbloccato i barchini, cominciamo a aprire le attività, aprite tutto, scuole, asili, fate con tutte quante la prudenza del caso, si fa a turno, si tolgono i picchi, si fanno tutte le attività più regolari e legittime dal punto di vista sanitario, ma fate tornare le persone, fate aprire il bar che magari di un caffettino col bicchierino a uno che viene dentro uno per volta, come si entra uno per volta in macelleria si entrerà uno per volta al bar. Però insomma se uno vuole aprire, fategli aprire queste attività. Sta là a centellinare, oggi sì, domani vedremo, e uno è là che prega se può aprire l'attività, tanto il muore di fame. Cioè cose che è incredibile, insomma adesso si è capito che siamo una curva discendente, bene, non c'è da fare trionfalismo, no, faremo anche questo numero di morti però, conteremo quanti morti sono successi l'anno scorso e quest'anno, faremo sti numeri, perché speriamo che non sia tutto un bluff sta roba qua, ho capito ma sono stanco, i sindaci, tutti i sindaci, abbiamo scritto i documenti precisi al governo per le normative economiche, valgono, l'abbiamo fatto con i sindaci della città metropolitana, tutti i 44, abbiamo fatto un documento preciso con tutti i 7 sindaci delle città del Veneto, capoluogo del Veneto, tutti anche politicamente trasversali tra l'altro. L'abbiamo fatto anche ieri con i sindaci metropolitani, tutte le città metropolitane d'Italia. I sindaci devono tornare a essere centrali perché hanno scaricato su di noi tutto, questi fanno ordinanze e scrivono nelle ordinanze che non è a costo dell'amministrazione, no, per forza se è a costo nostro, grazie, non costa l'amministrazione. Apriamo, chiudiamo, adesso sì, dopo no, 2 giorni, un giorno, come fa la gente a capire qualcosa? Ci sono i bambini che non ce la fanno più a casa, bisogna aprire gli asili, no, forse vedremo, stiamo pensando di, e mica vado a sognarsi, vado a essere libero, no. Ma qual è il voto in Parlamento che sta fatta sta roba qua? Qua c'è la Costituzione. No, adesso basta questa storia, vogliamo precise telefonate da parte del governo e della regione su certe robe. Vogliamo essere informati prima, no alle 3 verso i cimiteri. E cosa vado? Mi verso quei ciave? C'è già la gente davanti. È possibile una roba del genere? Vogliamo essere informati prima, non ai comunicati stampa. So qua che me leso le ordinanze, come che, cioè, è pronti da ieri, ma non ho capito. C'è gente, il settore del vivaismo è stato distrutto. Adesso le fiorerie possono aprire tutti i giorni. Grazie molte. Bene, grazie. Abbiamo controllato le persone, qui droni, qui elicotteri. È passata. Faremo tempo a capire cosa è successo. Perché non torna? C'è qualcosa che non torna. Il numero dei morti tra l'anno scorso e quest'anno, il perché non torna. Non torna come è stato, come si è curata questa malattia. Non torna, non si è ancora capito bene, non torna. Allora intanto adesso vediamo di non costruire ancora danni. Adesso, detto che archiviamo un attimo un momento, non credo ci siano degli eroi. Sono convinto che non ci sono degli eroi, se non quelli che sono stati sul pezzo dalla mattina alla sera a lavorare, in tutti questi giorni 16 ore al giorno. Chi ha pulito per terra, chi ha portato la gente sugli autobus, chi ha fatto le flebo agli anziani negli ospedali, chi ha continuato l'assistenza sociale nelle case, a chi ha portato da mangiare, a chi ha portato i pacchi buoni, a chi è stato in prima linea, tutte le forze dell'ordine. Noi dobbiamo veramente, io non lo so, adesso basta, fateci un piano. Non possiamo continuare a rate, a sentire adesso sì, adesso no, aspetto di sentire, ma dici che posso andare oltre i 200 metri o se 250, no, in prossimità, ma cioè, dopodiché uno preferisce stare a casa, più riparato perché è più anziano, benissimo, giusto, le aziende sono preparate, hanno sanificato, speso un sacco di soldi, abbiamo speso un sacco di soldi, non è arrivato niente, ai comuni non è arrivato niente, è tutto sulle nostre spalle, niente. Neanche una mascherina, un disinfettante, non c'è, arrivato, niente. Non abbiamo paura di niente, nulla abbiamo avuto e forse nulla avremo. Abbiamo chiesto al governo adesso, al limite, facci fare un mutuo, un debito,
ce lo facciamo noi il debito. Lo pagheremo in 30 anni. L'importante è che siccome la Costituzione vieta di utilizzare il mutuo per la spesa corrente, almeno ce lo fai fare e ti dici in via del tutto eccezionale ci vuole un voto del Parlamento trasversale, invece che andare a mendicare soldi in Europa che non ti danno, che non sembra... Cioè portiamo a casa, facciamo arrivare le risorse, meno dichiarazioni. Io sono 6 mesi che non dichiaro niente, zitto, non ho fatto un'ordinanza che sia una. Oh, scusami sto sfogo. Proprio, ma ce l'avevo qua, ce l'ho qua, quando mi do qua, prima o dopo viene fuori, non ne avanto più, non ce la posso più fare così, ci vuole, e questo non vale solo per me, vale per tutti i sindaci d'Italia, perché poi alla fine i cittadini ci chiedono conto a noi, i battelli, il droplet, dove mi metto, più avanti, più in giù, 1 metro e 10, i punti, sui battelli siamo rovinati praticamente, non ci finanziano niente. Adesso bontà a loro, siamo riusciti, li ho convinti che bisogna sbloccare i barchini in laguna.